già da ieri pomeriggio sera che è nella propria abitazione. Dopo 113 giorni nel carcere padovano Due Palazzi, il giudice per le indagini preliminari ha concesso all'ex assessore comunale Renato Boraso gli arresti domiciliari come richiesto dal suo legale nei giorni scorsi. Il GIP ha accolto la nostra richiesta di modifica della misura cautelare, ha valorizzato il contributo fornito dal dottor Boraso nel corso dei vari interrogatori. Ovviamente c'è soddisfazione per l'adozione di un provvedimento che almeno io ritengo assolutamente coerente con gli sviluppi del procedimento penale. L'avvocato Pauro aveva portato come motivazione per la richiesta dei domiciliari, per cui invece la procura aveva dato parere contrario, le 40 ore di interrogatorio sostenute nei mesi scorsi da Boraso e le sue complicate condizioni di salute. Una perizia disposta dal GIP infatti aveva evidenziato un importante rischio di infarto. Boraso era l'unico ancora in carcere dal 16 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta Palude. Intanto il sindaco Brugnaro non si presenterà in procura giovedì per rispondere alle domande dei sostituto procuratore che l'hanno convocato per interrogarlo. È stato il suo legale, l'avvocato Rampinelli, a consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'ho fatto, spiegato in un comunicato stampa, perché dopo la notifica dell'informazione di garanzia il dottor Brugnaro non ha potuto avere accesso a nessun atto delle indagini e non può orientare la propria difesa sulla base di quanto pubblicato fino ad oggi nei giornali, ha concluso. Il sindaco è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Palude in relazione a una presunta trattativa in merito ai pili, a cui era interessato un magnate di Singapore per realizzare un progetto immobiliare compreso il palasport per l'Humana Reyer. Brugnaro avrà la possibilità di far copia delle carte dell'inchiesta a suo carico solamente dopo il deposito degli atti, la procedura che fondamentalmente chiude la fase delle indagini preliminari, a meno che non ci sia poi una richiesta di archiviazione nel caso in cui gli inquirenti ritenessero che non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un processo.